Senatore Bagnai, facoltà di intervenire. Prego, senatore Bagnai. Grazie signor Presidente. Questo governo arricchirà la saggezza popolare italiana di un nuovo proverbio: una fiducia al giorno toglie l'elettore di torno. Noi siamo qui per la seconda fiducia della settimana e ci accingiamo quindi a questa dichiarazione di voto, che ovviamente, lo dico subito per togliervi la suspense, sarà contraria, perché a noi l'approccio non piace, seguito in questo decreto. Ci accingiamo a questa discussione che non vogliamo sia inutile. Cogliamo alcuni degli spunti che sono stati sollevati anche dalle precedenti dichiarazioni di voto. Ecco, siamo stati accusati di guardare con superficialità l'esistente. Io esorterei invece ad approfondire, a cogliere questa occasione di riflessione sulla caducità dell'esistenza umana e sulla fragilità dei propositi che tutti noi ci poniamo. Ecco, siamo tutti di passaggio su questa terra, molti anche in quest'Aula, a meno di estendere l'algebra dei mandati ai numeri negativi. E non voglio però leggervi l'Ecclesiaste o i Canti di Leopardi, voglio leggervi questo libro, la cui prosa scarna è però funzionale allo scopo che mi propongo. Si tratta della nota di lettura che il nostro eccellente servizio del bilancio ha redatto sul provvedimento in esame. Va per articoli. Articolo 1. Al riguardo, la stima di tali entrate presenta elementi di soggettività che dovrebbero suggerire di procedere alla contabilizzazione di tali effetti soltanto ex post, cioè i soldi non ci stanno, quelli che voi dite. Traduco per i romani. Articolo 2. Al riguardo, la stima presenta elementi di soggettività che, sì, effettivamente, dovrebbero suggerire in ottica prudenziale di procedere alla contabilizzazione di tali effetti soltanto ex post. Articolo 3, poi andiamo anche nel merito degli articoli, andiamo sulla parte adesso tecnica, arida. Al riguardo, elementi di soggettività. Avrebbero potuto suggerire una contabilizzazione soltanto ex post. Articolo 4, quello sulle false cooperative. Nessuno più di noi vorrebbe imbracciare questa battaglia contro le false cooperative. Al riguardo, le maggiori entrate presentano un elevato grado di aleatorietà e la quantificazione si basa su ipotesi non supportate oggettivamente riguardanti il fatto che l'ammontare evaso rappresenti il 15%. Devo andare avanti? I primi 10 articoli è tutto così. Al riguardo, la relazione tecnica non consente di riscontrare i parametri sulla cui base si fonda la quantificazione proposta. Al riguardo, la relazione tecnica non fornendo i dati, eccetera, 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 eccetera. Questo per far capire come siamo stati tutti messi in condizioni di lavorare, perché attenzione, non vorrei che questo documento dei nostri ottimi uffici suonasse come un atto di accusa verso la Ragioneria Generale dello Stato, che ha fatto quello che ha potuto, come noi, nei tempi che il processo politico particolarmente convulso che ci ha portato qui è convulso per un motivo. Perché se, come è stato prima ricordato, in due facevamo un po' di fatica a intenderci, ma alla fine una strada si trovava, in quattro le difficoltà sono state maggiori. E allora, per quel che riguarda queste coperture, va detto che il decreto fiscale è utile quanto un ombrellone fatto all'uncinetto, fondamentalmente. Non so che cosa possa succedere laddove dovesse piovere. Così ho anche spiegato alla collega Pirovano: questo è un uncino e questo è un ombrello, ora sai i geroglifici che uso per le mie allocuzioni. Vorrei adesso però entrare nel merito, perché al di là della aleatorietà delle coperture che ci vengono garantite da questo decreto, è il metodo che ci deve porre una riflessione a tutti quanti, a parte il fatto del solito tema di un decreto eterogeneo. Ma ci sono alcuni punti che sono sinceramente preoccupanti. Io vorrei in questo sottolinearne uno che è trasversale, perché abbraccia i due pezzi di manovra di cui siamo occupati, cioè la legge di bilancio da una parte e il decreto fiscale dall'altra. Ecco, avete rivendicato di non aver fatto una manovra
basata sulle manette. No, sono d'accordo, e fra l'altro vorrei anche aggiungere un piccolo dettaglio. Le manette ogni tanto servono, e non usarle per un malinteso buonismo può causare anche delle tragedie, e noi questo lo abbiamo visto, per esempio con i 2 agenti che sono caduti a Trieste in servizio. Però non si può negare che questa manovra sia improntata a un certo, vogliamo dirlo, terrorismo fiscale. È stato detto quale artigiano supera i 100.000, beh, insomma, sentite, abbassare da 150.000 a 100.000 il limite per la fattispecie di dichiarazione inesatta, imprecisa, quindi al di là è una cosa che aggredisce i piccoli, certo non i grandi sono molto al di sopra di questa soglia, e vogliamo parlare dei pericoli posti alla privacy, e ancora una volta direi più dei piccoli che dei grandi, da dispositivi come quello dell'articolo 14. Perfino il garante della privacy, che nell'altro braccio della manovra, la legge di bilancio, si voleva riformare per emendamento, si è espresso, e si è espresso molto criticamente. La conservazione delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'8º anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con un archivio integrale che comprenda anche i dati non fiscalmente rilevanti, viene guardata con un'estrema preoccupazione, anche alla luce del tema delle analisi di rischio, che era già preoccupante nella prima versione, quella del testo di partenza, ma che dopo gli ulteriori emendamenti, mi riferisco in questo caso all'articolo 86 della legge di bilancio, diventa ancora più inquietante. Noi dobbiamo interrogarci su questo modello che, non lo si può negare, ha un evidente intento, che è quello di porre una pressione psicologica e di porla in particolare sui più piccoli, quindi in un modo particolarmente vigliacco, perché i piccoli imprenditori hanno più difficoltà a resistere, per esempio in sede penale. Quindi, insomma, non venite a presentarvi come amici dei piccoli, non ci crede nessuno, altrimenti le elezioni non starebbero andando come stanno andando. Questo ve lo devo dire con grande serenità, senza che suoni a critica. La verità è che l'avversità alla piccola impresa è un'avversità ideologica. Noi abbiamo tanti colleghi progressisti che rinviano i problemi della produttività dell'impresa italiana esclusivamente a un fattore dimensionale, quando analisi un pochino più approfondite, un pochino meno, diciamo, baristiche, colgono nell'appiattimento della dinamica della produttività italiana a partire dal 97 una pluralità di fattori, fra i quali le dimensioni dell'azienda, con sempre l'intento di demonizzare le piccole, non rivestono un ruolo particolarmente rilevante, per il semplice motivo che non è successo che nel 97 tutte le imprese italiane sono diventate piccole, insomma, a metà degli anni 90. Quindi forse il problema è un po' più complesso, e ciò nonostante la piccola impresa è oggettivamente un idolo polemico della sinistra. Oggi no, per motivi tattici, ma strutturalmente lo è. E questo noi tendiamo a rifiutarlo. Vorrei aggiungere anche una parola su chi ha ribadito il tema dell'anticostituzionalità della flat tax. Beh, allora, se è anticostituzionale la flat tax, in quanto imposta proporzionale, quindi astrattamente considerata, è anticostituzionale anche l'IVA, che è anch'essa un'imposta proporzionale. E vorrei anche ricordare un altro punto, avviandomi a concludere, che con questa storia che noi abbiamo aumentato la pressione fiscale, forse bisognerebbe anche smetterla, perché la pressione fiscale è un rapporto fra gettito e PIL. Siamo d'accordo che quando nel 2013 le clausole di salvaguardia scattarono e l'IVA passò dal 21 al 22, la pressione fiscale salì? No, ci fu un inasprimento fiscale. Il rapporto gettito-PIL scese dal 44,1 al 43,5%. Perché?
perché l'inasprimento delle aliquote aveva fatto cadere il gettito. Vogliamo seguire quella strada là? Portiamo l'IVA al 23%, vedrete che il gettito cadrà. Ma noi, esattamente come voi, saremmo stati in grado di evitare questo, che sarebbe stato un esito assurdo. Quindi, se vogliamo parlare delle cose, facciamolo in modo costruttivo, concludo, facciamolo in modo costruttivo e facciamolo con onestà intellettuale, perché il vero modo per ripristinare equità in questo Paese non è tassare i presupposti ricchi, che tanto se sono tali sono in paradisi fiscali, ma è garantire un'equa remunerazione dei lavoratori, i quali in un sistema basato sulla riflazione salariale questa equa remunerazione difficilmente potranno mai trovarla. Grazie. Grazie senatore Bagnai.